si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo. San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Sant'Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripide dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono,
ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire, patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Sant'Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi,
da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Lodovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e Piazza Flaminio,
l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato. A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero.
Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. «40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione». Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore, e abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara, e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero, e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2, che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno, e nelle emergenze gli alpini, e io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 con il loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali, che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai, soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere
grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza, nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano. È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini.
Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Chiese missionarie, Igrejas em Missão. È un po' di tempo che non ci ritroviamo perché la nostra ultima puntata è stata alla fine dell'anno, ma abbiamo avuto tutto un tempo di preparativi pasquali, esperienze varie che sono avvenute e ci hanno portato oggi a riprendere il contatto con i nostri fratelli della diocesi di Livramento e quindi facciamo subito il nostro saluto, portiamo il nostro saluto a Don Paolo e anche, come vedete, insieme a lui quest'oggi c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Corrado. Allora, come state? Benvenuti, come state? Bene, grazie. Bene, Sua Tutto Eccellenza. bene, grazie. Ecco Paolo, molto bene. Siete belli, bellissimi. Com'è lì il tempo? Dai, cominciamo dalle cose semplici, poi andiamo nelle cose più strutturate. Arrivando l'inverno, che comunque è sempre bello caldo, anche l'inverno, non ci lamentiamo. La nostra città incomincia i festeggiamenti per il mese di giugno, festeggiamenti grandi per la festa di San João, è un tempo di festa per la città, molto bello, molto bello. E anche un po' di confusione perché le strade chiuse, aprono così. Però stiamo bene, contenti. Si vede, avete proprio due volti solari, questo è molto bello, tutti e due, che bello. Siamo contenti di ritrovarvi. Allora, oggi nel nostro quarto appuntamento abbiamo un po' scelto insieme di condividere le nostre esperienze reciproche di chiese sorelle sul tempo di Pasqua che è appena trascorso, un po' fare un bilancio su come è andata e raccontarci com'è stata questa esperienza. E quindi aprirei subito un po' una conversazione con Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, se ci racconta come la diocesi di Livramento ha vissuto la Pasqua, i preparativi, quindi il tempo di Quaresima, la Pasqua e poi il tempo dopo il momento della Pasqua, quindi quello che è stato vissuto fino ad ora. Beh, il tempo di Quaresima e conseguenza anche la Pasqua, con
positiva sorpresa, è un tempo molto, molto sentito, molto sentito. Nella diocesi fondamentalmente ci sono alcune iniziative che riguardano l'intera comunità diocesana. Quella più significativa durante la Quaresima è la campagna di fraternità. È un'iniziativa che riguarda tutto il Brasile, ma che poi viene tradotta concretamente nelle singole diocesi. Il tema, perché ogni anno ha un tema particolare, che è un tema che riguarda la situazione sociale del Brasile, che impegna tutte le diocesi a riflettere e anche a agire in riferimento a questa situazione. Il tema di quest'anno, che è scritto in questo libretto che è stato diffuso in tutto è fraternità e alloggio. Moradia significa alloggio e riguarda l'annoso e grave problema dell'abitazione, che a dire il vero nella nostra parrocchia non è così disastroso, ma in altri luoghi del Brasile, pensiamo alle famose favelas, che sono le periferie delle grandi città, a cominciare da San Paolo, ma venendo anche a Salvador, che è la capitale dello Stato in cui ci troviamo, costituiscono una piaga veramente grave. Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto anche noi questo impegno della carta della campagna di fraternità, sensibilizzandolo nelle varie celebrazioni eucaristiche o di formazione della catechesi. Quindi è stato un impegno costante nella Quaresima in tutti i momenti celebrativi e formativi. Questo è stato un'iniziativa che ha caratterizzato tutto il periodo di Quaresima. Contemporaneamente nella diocesi un altro momento forte è stato la celebrazione